Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, in base a quando ci state guardando e siamo qui finalmente pronti con una gara specialissima di questo campionato degli amici del kart Veneto. 4 ore al B-karting, una tappa incredibile che vedrà squadre composte da vari piloti di diverse fasce per mettere le squadre nel modo più paritario possibile. Qui al commento con me ci sarà come al solito Daniele Gianfagna. Buongiorno, buonasera a tutti, i nostri telespettatori. Esatto, e poi comunque al commento principale ci sarò io, Tommaso Maffei, comunque con un grande aiuto di Daniele Gianfagna che ci accompagnerà per queste bellissime ore di gara. Quindi Esatto, una guardiamo le... seconda voce un po' più sul tecnico, dai. Esatto, esatto. Guardiamo comunque i team, col team Novazzi in prima posizione, seguito dal team Prosecco Extra Dry in seconda. In terza abbiamo i Naccheroni. Ed in quarta la squadra dei Tancheri. Come potete vedere team diversi anche per i vari piloti. Giardinieri Academy in quinta. In sesta i Bifolchi. In settima Spandiluame. In ottava Jupiter. In nona posizione il team Cordolo. Nome di fatto. Decimo Area 51. In undicesima Belli al Buio. In dodicesima P1 Racing con 3 piloti. In tredicesima Vadal Maz Experience. In quattordicesima i Cartopatici. In quindicesima Aert Team. E quindi come abbiamo visto una griglia composta da un sacco di piloti di tutte le età, di tutte le velocità, e aspettiamoci una gara bellissima. Quindi tra poco inizierà la gara e godiamoci queste 4 ore di gara al B-karting. Ci vediamo tra pochissimo. Quindi eccoci qua pronti per l'endurance, l'inizio della gara endurance. Come possiamo vedere, partenza stile Le Mans, 24 ore, quando si partiva ancora di corsa, si è partiti, alcuni kart rimangono fermi. Attenzione, già un disastro per alcuni kart che a quanto pare avevano il motore spento, addirittura un disastro per i team che si sono ritrovati lì fermi all'inizio della gara, un vero disastro davvero. Che disastro, che disastro. Comunque, come potete vedere in alto, vedremo il timer in diretta e poi, altra cosa da dire, vedremo gli highlights, le parti più salienti di questa fantastica gara. Quindi, comunque, passeremo da una parte all'altra della gara, sarà molto interessante. Sì, anche perché un endurance è molto difficile sia da commentare ma anche da guardare poi sostanzialmente, perché o sei molto appassionato, intanto on board di... Mashwalk. ehm, esatto. E o sei appassionato, comunque dopo un po' di giri non capisci tanto le posizioni, è difficile anche per la regia dare le posizioni, quindi è stata preferita questa scelta. E io ne approfitto per fare i complimenti a Marco Brigato, che ha fatto davvero un montaggio spettacolare per la intro di questo nuovo video. Esattamente, di questa fantastica gara che ci sta emozionando. Eccoci qua, andiamo a vedere la lotta incredibile già per le prime posizioni. Attenzione lì dietro, sorpasso! Guardali! Sorpasso che lo manda leggermente Traverso. sull'erba in traverso, cosa tenuto. Diciamo che, come possiamo vedere, la pista del B-karting non è una pista gigantesca a livello di spazi, è una pista che si struttura per metà esterno e metà all'interno del cartodromo, praticamente metà indoor, metà outdoor, ed è secondo me una delle parti più belle di questo fantastico circuito e renderà sicuramente il tutto più interessante. Si torna con l'onboard di Mashok, andiamolo a vedere, che qua che affronta la parte indoor, come possiamo vedere parte indoor che non presenta asfalto ma presenta un manto stradale leggermente diverso, più cementato, Sembra mettiamola cemento, così. esatto, mi sembra proprio cemento, quindi eh, è, è molto molto difficile. Sì. eh, Bisogna ricordarsi, insomma, che stai guidando sul cemento, è leggermente più scivoloso, e quindi i piloti devono stare attenti, oltre al fatto che all'esterno sì è più grip, però
col passare delle ore il sole tramonta e l'umidità aumenta, quindi potrebbe essere più scivoloso, e l'interno non ha il grip dell'esterno, quindi devono fare attenzione ai piloti. Esattamente, esattamente, ti do assolutamente ragione e c'è da dire che comunque i piloti per ora ci stanno facendo divertire tantissimo, stanno facendo una bellissima gara in questo momento, davvero, complimenti. E soprattutto andiamo a vedere un attimo la classifica, tra poco dovrebbe riaggiornarsi con Team Novaz per ora in prima posizione come in partenza per la gara, ha fatto la pole position, mantiene la prima posizione seguita dai Naccheroni e Tancheri in seconda e terza posizione. Quindi per ora posizioni che rimangono più o meno invariate, però visto va dal Mazda Experience che ha guadagnato un po' di posizioni ed è in ottava, quindi stiamo attenti anche a come si scambieranno le posizioni. Adesso siamo di nuovo on board di Mashok e stiamo vedendo un po' la parte esterna del circuito, la parte outdoor, mentre i primi due stanno facendo una lotta bellissima, Team Novazzi e i Naccheroni, davvero molto molto vicini. Non mollano un millimetro questi due piloti in testa, ma Guarda, anche neanche qua gli altri poi, dietro. sono sempre a coppie di 2/3. Esatto, anche qua dietro comunque c'è stato un bel sorpasso e come dicevo, comunque come dicevamo, che bisogna stare molto attenti anche al cambio d'asfalto, cioè il cambio di manto tra l'asfalto e il cemento, perché comunque cambia anche il grip, la tenuta di strada che ha il kart, quindi bisogna stare molto attenti quando si entra e quando si esce. Nel mentre Spandi Luame è riuscito a prendere la prima posizione, mentre il Team Novaz addirittura perde la posizione andando fino in quarta. E c'è un pit, probabilmente problemi per il kart, vado a dedurre. Infatti c'è un cambio di Un kart. cambio, sì. Cambio di kart, probabilmente il team dei cartopatici. Adesso andremo effettivamente a vedere tra un po' la classifica generale appena si andrà a riaggiornare, però presumiamo sia nei cartopatici. Poco male perché comunque è all'inizio, mancano ancora tante ore. Sarebbe stato meglio se fosse successo un po' più in là per consentire anche un cambio pilota, però non è stato perso per troppo tempo. Esatto, anche perché comunque gli stint in questa gara sono ben programmati, ci sono in totale 8 stint da all'incirca 25-30 minuti in cui bisogna fare il cambio obbligatorio. Quindi diciamo che il problema qua è stato questo hit involontario, non voluto, che sicuramente darà un svantaggio al team che ha subito questa sfortuna. In realtà era il team dei belli al buio, quindi i cartopatici hanno preso la 14ª posizione, i belli al buio si sono dovuti fermare i pit e quindi adesso devono recuperare cercando di sfruttare al massimo la velocità che hanno e vedremo come andrà e cosa riusciranno a portare a casa alla fine di questa gara di 4 ore. Appena iniziata tutto può succedere, però bisogna cercare di recuperare in una pista che non è per niente semplice. Sì, comunque un'altra piccola peculiarità del regolamento di questa endurance in particolare è che i cambi ad ogni sosta, ad ogni stint che viene fatto, bisogna obbligatoriamente cambiare il kart. Esattamente. Il che permette di avere, se magari si ha il kart che va leggermente meno o che comunque ha qualche piccolo problema, di non farsi tutta la gara con quel kart. Esatto, ricordiamo poi un'altra cosa, che i piloti che stanno svolgendo, che hanno svolto la partenza e quindi stanno svolgendo adesso il primo stint, sono i piloti di fascia 4, i piloti considerati esordienti o comunque che si trovano dalla 50ª posizione in poi nel campionato degli amici del kart di Veneto. Quindi comunque diciamo che questa situazione iniziale potrebbe rendere il tutto più interessante perché comunque sono i piloti più inesperti e questa, tra parentesi, inesperienza potrebbe dare problemi ai piloti che magari si trovano là davanti, che sono magari emozionati di ritrovarsi là davanti in prima posizione e poi Esatto. fanno qualche magari errore di frenesia. E infatti già li abbiamo visti qualche, più che errore, qualche foga. Abbiamo visto molta foga da parte dei piloti che sono, appunto, come hai detto tu, gli esordienti Degli amici del kart di sì, Veneto, delle sì, sì, sì. APK, degli amici del Cartri Veneto, e questo l'abbiamo visto proprio nelle lotte iniziali perché chi ha un po' più di dimestichezza con l'endurance sa che all'inizio
non bisogna prendersi troppi rischi per evitare poi di fare troppi danni. È vero che questi sono comunque dei kart che hanno delle protezioni, che non rischi di spaccare, diciamo, la sospensione. O... Attenzione, c'è un altro team ai pit. Probabilmente problemi al kart anche il team che è rientrato adesso ai pit. Speriamo non siano di nuovo i Bella e Buio, ma presumo non lo siano. Comunque vedremo effettivamente il tutto mentre sono quasi passati 10 minuti di questa fantastica gara. Di un primo stint che però ci sta facendo divertire, devo essere sincero. Sì, esatto, sono molto bravi i piloti, adesso si sono un po' più distaccati tra di loro, ma comunque ci sono ancora sorpassi e controsorpassi. I doppiaggi credo ancora non siano iniziati, quindi tranne per chi ha fatto, diciamo, un pit che è rientrato, ma grosso là sembra che non ci siano doppiati per ora. No, no, attualmente posso confermarti che i doppiati non ce ne sono stati anche perché il circuito, come puoi ben vedere, è abbastanza lungo. Per arrivare al doppiato ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di tempo, quindi è ancora presto per vedere dei doppiati in questo circuito qua. Comunque situazione un po' più di calma dopo quasi 10 minuti con i primi tre che sono abbastanza vicini, soprattutto i primi due, attenzione, l'attacco dei Naccheroni probabilmente su Spandiluama che è riuscito a prendere la posizione e si va a prendere la prima posizione provvisoria. I tre molto vicini, poi il quarto un po' più distaccato che ha anche un bel distacco dai piloti dietro a sé stante, quindi può stare abbastanza tranquillo sotto quell'aspetto il team Novaz. Mentre va dal Mazza Experience è riuscito a recuperare un bel po' di posizione. Vediamo adesso quando rientreranno dentro l'indoor e ci sarà l'aggiornamento della classifica. Mentre qua dietro, bella lotta, stiamo vedendo nelle retrovie. Mamma mia, tutti vicini, ben 5 team vicini uno all'altro. In realtà rimane Spandiluame davanti alla classifica, quindi per ora rimane invariata la classifica con Spandiluame davanti. E qualche cambio di posizione nelle retrovie, come abbiamo visto. C'è una bella lotta per le prime, cioè per le posizioni là dietro. Più o meno stanno mantenendo tutti lo stesso ritmo e vedremo cosa riusciranno a portare a casa. Vedremo, vedremo. Comunque, sì, un'altra piccola postilla, mettiamola così, che nel regolamento ci sono scritti anche i minuti a cui effettuare lo stint e ogni pilota, come detto, dovrà effettuare un massimo di 30 minuti per ogni stint, quindi dai 25 ai 30 minuti, e ci sono proprio le fasce orarie, quindi da 25 a 30 il primo stint, da poi dai 30 a 55/60 e così via. Esattamente, esattamente. Alla fine tutti i piloti hanno all'incirca un'ora di gara, giusto per anche bilanciare il tutto. Esatto, Come è giusto il che che non è sia. male. No, no, assolutamente, contando che comunque i piloti giustamente sono qua per divertirsi in un campionato amatoriale, ma che presenta comunque un livello molto molto alto e comunque i piloti vogliono divertirsi prima di tutto. Poi, se va bene la gara, anche meglio, ma prima di tutto ci vuole il divertimento. Esatto, che è quella la cosa più importante. Comunque vediamo un bel tramonto che probabilmente tra qualche ora vedremo probabilmente scendere la luce e accendersi le luci artificiali. È ancora presto per vedere le luci notturne, però vedremo cosa vedremo e cosa ci faranno vedere i piloti. Mentre va dal Mazza Experience sale ancora e supera il team Novaz, Team Cordola R51 Prosecco Extra superano i Bifolchi, Aert Team supera il P1 Racing e Belli al Buio sono riusciti a passare sia i cartopatici che i ragazzi di Jupiter. Mentre probabilmente incidente in mezzo alla pista perché vediamo, come potete vedere, il commissario che è andato a andare direttamente dall'altra parte della pista. Quindi probabilmente si è bloccato uno dei kart, mentre come abbiamo visto anche dalla ripresa uno dei kart È stato è ritirato. stato ritirato e portato in officina per le riparazioni.
Perché comunque Vedremo, vedremo. Comunque, come detto, nell'endurance ehm, ci sbalordiamo dei cambi di posizioni proprio perché, essendo una gara di durata, la posizione definitiva si ha sotto la bandiera a scacchi allo scoccare dell'ultimo secondo, ovviamente esatto, esatto. concludendo il giro. Esattamente, esattamente. Ricordiamo comunque che nelle gare endurance non è mai finita finché non è finita, soprattutto nell'endurance, nella più grande e famosa endurance del mondo, che è quella di Le Mans, perché in alcune endurance si va in base ai giri effettuati, quindi nel Esatto, caso in cui magari ti ritiri al giro precedente della fine, ma comunque quello dietro di te non ha eseguito tanti giri quanto te, comunque tu magari riesci a ottenere un piazzamento molto buono anche non concludendo la gara. Mentre se esatto. Per esempio, prendiamo la gara di Le Mans, che è la più famosa del mondo, lì bisogna finire sotto il traguardo. Se non finisci e se per esempio ti si blocca all'inizio dell'ultimo giro l'auto, come è successo quest'anno per l'auto del team di Kubica, per intenderci, lì nell'MP2, purtroppo la tua gara finisce lì e non riuscirai ad ottenere il posto. E dire che comunque era leader della gara LMP2 la- la- la macchina del team di Kubica, quindi davvero sì, molto esatto, è triste. successo anche nel 2017 per sfortuna dei... Ancora più famosa Sì, quella. proprio davanti, ha finito la benzina davanti, mi sembra che abbia finito la benzina, anzi, ritiro quello che ho detto, perché non me lo ricordo, ma comunque si è fermata all'ultimo giro, il penultimo giro, All'inizio dell'ultimo giro. esatto, giusto sulla linea del traguardo, ecco. Esatto, non saprei dirti effettivamente se aveva finito il carburante o se c'era stato un problema al motore, Esatto, non mi però è ricordo, quindi... comunque secondo me nell'epoca moderna e nell'epoca contemporanea, più che moderna, il ritiro più famoso, soprattutto della categoria maggiore, l'NMP1, che è successo negli anni passati e che poteva Sì, essere anche la prima vittoria effettiva della Toyota. esatto, anche perché la Toyota abbiamo visto che ha una macchina molto molto prestante. Sì, sì, diciamo che adesso con il cambio di regolamento si è passati dall'LMP1, che era un progetto che effettivamente costava tantissimo ai team, dato che comunque Audi l'ha abbandonato, Porsche l'ha abbandonato, è rimasta sulla Toyota, sono passati all'Hypercar, che sembra un progetto che sta attirando veramente tanti costruttori, un progetto che andrà un pochino più lento rispetto all'LMP1, quindi comunque non è un grosso problema perché vanno comunque anche le Hypercar, ma soprattutto costerà di meno e, altra cosa interessante, renderà molto interessante lo sviluppo delle macchine, perché come possiamo vedere adesso è uscita qualche mese fa il prototipo della Peugeot che correrà il prossimo anno ed è un prototipo senza ala e quindi c'è veramente tanta libertà di scelta, mentre prima si avevano forme praticamente identiche per tutte le LMP1. C'era stata al tempo la Nissan che aveva provato l'idea innovativa di fare un LMP1 con trazione anteriore, che poteva funzionare, purtroppo la pressione e altri giochi politici l'hanno rovinata, però era veramente una cosa molto interessante. Comunque, Esatto. vai Ti pure, vai pure. ringrazio per queste nozioni tecniche perché sulle endurance credo sei un po' più ferrato tu rispetto a Eh me, sì, come più per la Formula 1 moderna. io sono un grande appassionato del WEC, non ci posso far niente, è una delle mie serie preferite, la seguo anche di più della Formula 1, quindi Bellissimo, bellissimo. diciamo che sotto quell'aspetto sono magari un po' più preparato. Comunque, classifica che si scambia ogni tanto a livello di posizioni e rimane comunque più o meno lì. Abbiamo visto Belli al buio che è riuscito a prendere un'altra posizione sull'area 51, che ha perso anche la posizione sul cartovatici. Vediamo come andrà avanti questa gara. Adesso c'è un fast forward, come possiamo vedere, si va avanti, probabilmente si andrà avanti fino ai pit stop, infatti c'è già qualcuno che sta facendo i pit Sì, stop. Ok, adesso stanno facendo, hanno fatto tutto il pit. esatto, primo stint finito, sono entrati i piloti del secondo stint, come possiamo vedere comunque
un Da fast notare come si forward. spostano quelle gomme. Sì, sì, ogni tanto si spostano le gomme interno curva e infatti vanno Bello. subito a spostare. Ecco qua il cambio di posizione come possiamo vedere in questo momento. I Secondo Naccheroni stint. che sono riusciti a prendere la posizione, Spandiluame che è riuscito, cioè, che ha perso la posizione mentre Prosecco Extra è andato davanti a Tancheri e i Giardinieri Academy sono dietro. Adesso entra Happy Today, quindi qui come possiamo vedere un bel cambio pilota. Adesso sta Bella la aspettando. soluzione del numero magnetico. Esatto. Comunque penso che stia aspettando un countdown, esatto, sta aspettando un countdown da rispettare e può partire. Eccolo qua che esce e adesso sta iniziando il terzo stint perché siamo a 55 minuti barra 60 minuti dalla gara e quindi sta per iniziare l'effettivo terzo stint per i piloti e questo Esatto. penso sia proprio il terzo stint della squadra di Happy Today. Adesso guardiamoci l'onboard e come possiamo vedere il sole già un po' è sceso, c'è ancora un po' di luce fuori, non sono ancora state accese le luci artificiali, quindi aspettiamoci comunque che tra poco diminuirà un po' la visibilità e soprattutto diminuiranno le temperature e quello sarà molto interessante. Nonostante comunque abbiano delle gomme che permettono comunque di adattarsi a Sì, tutti gli sì. ambienti. Sono comunque gomme che sono fatte per durare tanto, anche perché sennò i costi sarebbero uno esagerati, ma due una gomma molto performante come quelle che si usano, diciamo, normalmente nei kart due tempi, più in generale a livello professionistico. eh, Sono gomme ad alte prestazioni che se non vai forte rendono paradossalmente meno. Non so se qualcuno, insomma, sa come funziona un kart, ma il kart ad asse rigido, quindi per andare bene la gomma deve essere il giusto tra l'usato e il nuovo, altrimenti il kart va dritto. E sottostessante sicuramente. Esattamente, esattamente. Infatti molti cartisti tendono a usurare le gomme apposta per avere Esatto. le gomme leggermente usurate, non troppo perché ovviamente troppo poi non tengono, però leggermente usurate, rodate direttamente si potrebbe dire, e quindi comunque per avere le prestazioni migliori dal kart, perché comunque se le hai leggermente usurate scivola di più, riesci a metterlo dentro in curva più facilmente e quindi alla fine avere le gomme, se devi avere le gomme prestanti, devi averle comunque leggermente usurate. Esatto. E se no si hanno delle gomme come quelle dei kart a noleggio, gomme che non hanno prestazioni spettacolari ma hanno grande resistenza e gran tenuta. Ed è quello l'importante soprattutto nei rental kart. Sì, esatto, sono fatte per durare tanto, quindi comunque bassi costi sia per chi gestisce e sia per chi può, con la relativa spesa, eh, può, diciamo, farsi la giornata in kart con un Sì, costo basso, scusate, sì, sì. e quindi hanno molti vantaggi. Come detto, poi non avrebbe senso mettere una gomma del genere, una gomma da alte prestazioni su un kart del genere, insomma. Esattamente, esattamente. Comunque adesso abbiamo Happy Today in lotta con l'avversario. Vediamo se prova ad affiancarlo dall'esterno. Nella parte indoor è molto difficile il sorpasso. Non è fattibile, attenzione, lo fa passare. Lo fa sopravanzare. Probabilmente doveva rientrare ai pit, presumo. Adesso vediamo se riesce a vedere dal retro o comunque da davanti. Non riusciamo a vederlo. Quindi da capire effettivamente se l'ha fatto perché doveva rientrare oppure se era un doppiato direttamente a questo punto. Anche se nelle gare endurance i doppiati contano relativamente, mettiamolo così. Essendo comunque tutti kart stessa categoria, contano già di più. Però fossero già di categoria differente, il doppiaggio non conta praticamente. Esatto, Perché... intanto... Sì, Sai sì, però? scusami. Silenzio. No, attenzione comunque, come dicevo, quando una LMP deve superare per esempio una GTE e comunque è compito della LMP passare, non è la GTE che deve, tra parentesi, usufruire. Poi molte GTE lasciano lo spazio giusto, però comunque è l'LMP1 che deve passare in sicurezza, non è la GTE che deve lasciare lo spazio. Esatto, anche perché in quel caso subentra proprio una prestazione maggiore, quindi
hai molta più facilità di sorpasso, ha molta più facilità di sorpasso l'LMP che la GTE a, diciamo, perdere tempo, se così vogliamo, eh, nel far passare l'LMP, che può passare appunto facilmente. Esattamente, Tanto esattamente. chiusa la finestra degli stint, Chiusa la finestra delle stime, ma stiamo vedendo comunque che sta rientrando, quindi probabilmente saranno gli ultimi. c'è da contare che sono uno gli ultimi e due c'è anche da contare che probabilmente hanno fatto lo stint da 30 minuti effettivi i piloti precedenti, antecedenti a loro, e quindi sono usciti un po' dopo il 30° minuto e quindi rientrano giustamente un po' dopo il 30° minuto, perché l'importante è fare massimo 30 minuti. Si può fare comunque anche, per esempio, dal 30° al 61° minuto, però ovviamente devi fare 30 minuti di guida, perché se no c'è la Esatto. squalifica. Esatto, come detto, c'è la squalifica, quindi significa che chi non riuscirà, non rispetterà queste regole, sarà l'ultimo della classifica alla fine della giornata. Esattamente, esattamente, quindi bisogna stare molto attenti, bisogna giocare molto di squadra. È un compito arduo, ma non impossibile. Esatto. Intanto per ora ci stiamo gustando questo onboard. Ok, siamo sull'on board, vediamo che sta procedendo sull'esterno della pista e comunque come abbiamo visto ha tagliato praticamente tutti i cordoli e si è visto quanto ha saltato. Comunque R51 Giardiniera Academy Prosecco Extra hanno superato Tancheri P1 Racing, Team Cordole vado al Mazza Experience, non Express, e poi il Jupiter hanno passato il team dei cartopatici. Mentre Bale al Sì, qualche... buio adesso che si trovavano giustamente in ultima posizione nel primo stint perché avevano dovuto fare un cambio veloce del kart per problemi al kart, e adesso si trovano ultimi e dovranno cercare di recuperare di nuovo. Vai pure Daniele. Niente, volevo solo dirti che un po' di cambi di posizione, speriamo di vederne altri nel corso dell'Endurance, anzi sicuramente ne vedremo altri, speriamo anche in qualche lotta, non solo nella bravura dei piloti e negli onboard che sono, a mio parere, rilassantissimi gli onboard. Sì, sì, rilassanti diciamo tra parentesi perché saltano più i cordoli che altro questi kart, quindi diciamo che Rilassanti da sentire, da guardare, un po' di mal di pancia ti potrebbe, potrebbe esatto, sopraggiungere. esattamente, ti do assolutamente ragione. Comunque, molto molto bella. Un'ora di gara è passata, altre tre in cui i piloti possono dimostrare la loro bravura e vedremo effettivamente cosa riusciranno a fare i piloti. E comunque siamo al terzo stint di gara, cioè il terzo stint di gara, sì effettivamente, Sì, sì, stavo terzo dicendo stint. già giusto all'inizio. Vediamo comunque che siamo ancora sull'onboard e stiamo vedendo comunque come prende le linee, come taglia in una pista comunque in cui puoi sfruttare molto. Puoi sfruttare molto i cordoli, ovviamente non esagerando perché ci sono le ruote a fare da limite, ma puoi sfruttare il giusto. E questo può essere un Esatto. fattore interessante. Vediamo, vediamo, intanto continuano a girare i nostri piloti. Vediamo un po' cosa vedremo, cosa ci aspetta durante il corso di questa endurance. Esatto, esatto, può succedere di tutto. Bisogna solo aspettare a vedere. Sì, sì, intanto osserviamo. Vogliamo parlare un po' delle fasce di suddivisione di questa endurance? Direi proprio di sì, anche perché è molto interessante la divisione delle fasce, perché è proprio nel mentre è sorpasso incredibile alla linea del traguardo praticamente. Cosa abbiamo visto? Bandiera blu nel mentre è sventolata anche. E come dicevamo prima, sono i piloti di fascia 4 che sono partiti, i piloti
tra parentesi un po' più esordienti, un po' più novelli della categoria dei kart. E diciamo che comunque come sono stati divisi secondo me sono molto buoni a livello di organizzazione, perché comunque dividendo i piloti in varie categorie più o meno per livello riesci a fare delle squadre più o meno dello stesso livello e rendere il tutto più interessante. Vai pure Esatto. Daniele, descrici le fasce. Esatto, fascia 4, come detto, è esclusiva della categoria esordienti e di quei piloti che sono oltre la 50ª posizione in campionato. Fascia 3, invece, che sono i piloti sia amatori che esordienti, che rientrano tra la 30ª e la 50ª posizione all'incirca. Fascia 2, in cui rientrano i piloti pro e amatori, quindi non più gli esordienti, i mediamente più veloci appunto al b-karting però, e i piloti dal 16° al 40° posto. E in fascia 1 tutti gli altri, attualmente o quelli più veloci al b-karting, di quelli che hanno girato insomma categoria pro, che poi saranno anche i capoteam delle squadre, delle rilevanti squadre, e oppure attualmente quelli che rientrano tra i primi 20-25 della classifica di campionato, poi in base anche al numero di persone che partecipano all'endurance, insomma. E ogni squadra è stata fatta, ovviamente per sorteggio, pescando i piloti nelle 4 fasce, quindi ogni squadra è del tutto casuale ed ha un pilota di fascia 1, un pilota di fascia 2, un pilota di fascia 3 e un pilota di fascia 4. O Esattamente. comunque massimo, minimo 3 persone, massimo 4. Abbiamo visto comunque solo una squadra da 3 piloti, quindi alla fine squadre comunque formate da tutti 4 piloti, quindi tutti tranne una formate da 4 piloti, quindi molto interessante la divisione delle fasce effettivamente. Sta rendendo la gara molto interessante perché i Naccheroni, Spandolami e Giardini Academy sono lì a contendersi la lotta, e c'era anche il team Novazzi che adesso è in 10ª posizione, quindi è successo sicuramente qualcosa al team Novazzi che aveva fatto la pole position. E comunque fare la pole position endurance si vede, non vuol dire praticamente nulla. Esatto. Può succedere davvero di tutto. E infatti per ora al team Novaz non gli sta andando bene. Però la gara è ancora lunga, ancora 3 ore, tutto può succedere. E vedremo effettivamente cosa faranno i piloti. Vediamo, intanto qui c'è una lotta pazzesca tra questi due piloti che per me saranno, dato che non sono riuscito a vedere il nome, per me saranno casco arancione e scarpe gialle. Quindi casco arancione pressato da scarpe gialle. Esatto, esatto. Ma comunque guarda, bella lotta. Continua a pressare, un po' troppo pressante forse qua, ma difesa fantastica del pilota in casco arancione, davvero fantastico. Difesa ancora, lo tocca, lo pressa. Questi tocchettini, stile NASCAR, mettiamolo così. Comunque diverse le linee tra i due piloti. Eh sì, si vede proprio la differenza di linea. E vediamo se riuscirà a sorpassare in questa zona esterna. È molto più semplice passare qua all'esterno, hai più grip e c'è più spazio. Però grande difesa per ora. Non lo vuole assolutamente far passare. Qui sbagliata l'entrata, ma esce bene. Attenzione, ci prova qua dall'interno. Staccata Uh, fortissima. La tiene nonostante il contatto. il pilota lì davanti ha fatto una staccata pazzesca. Non so, sinceramente non so come abbia fatto a non andare lì. Esatto, esatto, è stata una staccatura pazzesca. Ha tenuto in una maniera incredibile. Adesso come possiamo vedere dalla telecamera esterna i piloti che stanno rientrando appena finita la zona esterna. Rientrano dentro nella parking. Cioè, bella lotta praticamente in tutta la griglia, ed è molto molto bella questa cosa. Sì, esatto. C'è anche del tifo, i giovani spettatori che fanno il tifo per la squadra. Esatto, esatto. Comunque ho visto praticamente un ragazzino, avrà 12 anni,
e che correva in una squadra, non ricordo il nome, Sì, sì, sì. Comunque abbiamo piloti come di abbiamo ogni visto età. di tutte età, dal più giovane al più maturato, mettiamola così. Che comunque, soprattutto a livello di esperienza, se si è iniziato da giovani, uno più maturo può dare l'esperienza che nei kart è davvero importantissimo. Se uno inizia da giovane, sull'anziano va ancora più forte dei giovani. Esatto. E gli anziani, mettiamola così, possono apprendere la velocità dei giovani Esatto, e esatto. cercare di capire come fanno ad andare così forte. Comunque, è tipo sempre così. Gli anziani sono sempre, senza realtà, non che si parli di tanto, però sono sempre questi un po' più lenti, comunque si perde la mano, si cominciano a capire, mentre da piccoli si è un po' più temerari, mettiamola così. Mhm, esatto. Tanto ancora lotte, arrivano 4 piloti, anzi 5 piloti in lotta. E ho visto anche un bel gesto, praticamente simile a quello che è avvenuto poi. No, non so se posso dirlo, no, in realtà no. Meglio di no, va. Comunque, se intendi il precedente gesto che ha lasciato passare il pilota a fianco. Sì, sì, sì. Ok, ok, ok. Allora c'è Daniele che non sa parlare. No, non so parlare, no. Però Daniele, ragazzi, donate 1 euro per Daniele che impara a parlare l'italiano. Ci vuole un corso di lingua specializzato proprio. Dai, no, nel caso se te lo regalano, lo accetti. No, no, dai, comunque, a parte gli scherzi, vediamo lotte ovunque. Alcuni piloti invece un po' più distaccati. Possono essere i piloti che si trovano un po' davanti o in mezzo anche alla classifica. E per ora, davvero, lotte, lotte incredibili. E adesso siamo tornati nell'onboard di Happy Today, che è scarpe gialle, quindi siamo tornati su scarpe gialle. Ok, sappiamo adesso che scarpe gialle sarà il nostro Happy Today. Comunque Esattamente. ancora 2 ore e 46 minuti e 48 secondi per la fine di questa endurance che comunque ci sta, per ora ci sta tenendo sotto pressione, perché comunque vediamo questi piloti che ogni tanto si sorpassano, ogni tanto si tirano, si danno qualche sportellata e Esatto. ci piace così, senza esagerare, ma ci piace così. Esattamente, esattamente. Non è per niente certo come andrà a finire. È presto per dare ancora I giudizi. dei giudizi per capire chi No, vincerà, però possiamo giudicare perché siamo dei commentatori. E quindi dico che esatto, noi il team. giudichiamo e gufiamo. Esatto, secondo me il team dei tancheri può vincere. Non lo so il perché, secondo me è un team che può puntare alla vittoria. Adesso vedremo che sarà l'unico team che è DNF. Non lo so in realtà, però si vedrà, si vedrà. Se è No, non DNF, sappiamo, non sappiamo nulla. se è DNF, team dei tancheri, scusatemi, è colpa mia. Sì, comunque per chi non lo sapesse, siamo molto famosi io e Tommaso Maffei. Abbiamo anche uno sticker adatto per la situazione e per gufare. Esatto, E non poco, non non, poco, non perché poco. l'ultima volta che è successo non sono neanche, nel mio caso non sono neanche riuscito a finire la frase, anzi non sono neanche, non l'ho neanche iniziata. Tuttavia me Esattamente. n'era andato un po' a farsi bene. Vabbè, comunque la frase praticamente non l'aveva nemmeno iniziata, che già era successo quello che stava pensando. L'avevo Quindi, solo pensata, esatto. esattamente, noi siamo addirittura a quei livelli di guffaggine, mettiamolo così. Nel caso di Tommaso invece siamo su 2 o 3 curve e fatto il misfatto, si suol dire. Esatto, esatto, può succedere davvero di tutto. E soprattutto i commentatori possono fare tutto. Possono- Abbiamo il potere, Abbiamo il potere! il potere della pettorina gialla. Bella citazione, devo essere sincero. È un video che mi è piaciuto molto. Comunque, a parte le citazioni fuori dal coro,
E Aspettiamoci ci vogliono ogni tanto, dai. ogni tanto sì, ogni tanto ci sta assolutamente. E diciamo che questa gara si prospetta verso la seconda ora effettiva di gara, perché un'ora se n'è andata, un'ora e un quarto precisamente se n'è andata, ci prospettiamo verso la seconda ora e adesso, come potete vedere, sono state accese le luci artificiali perché la visibilità stava già scendendo, quindi prepariamoci perché i piloti adesso dovranno anche stare attenti alla questione delle temperature, perché sicuramente non è ancora, non sono ancora temperature bassissime, c'è da dirlo, perché comunque siamo ad ottobre e le temperature non sono ancora bassissime, ma bisogna stare molto attenti perché comunque può succedere davvero di tutto. Esatto. Esatto, intanto ancora, come detto, 2 ore e 40 minuti, 43 minuti alla fine. Intanto Sì. P2Day continua a deliziarci con la sua guida che comunque non è affatto No, male. no, è molto precisa, l'avevamo già visto comunque nelle scorse gare, Happy Today è molto preciso, diciamo che è un po' più movimentata per la questione che comunque i piloti, come stiamo vedendo, per andare veloci devono comunque tagliare molto i cordoli e quindi tagliando i cordoli salticchia un po' il kart, quindi bisognerà stare anche attenti perché comunque col calare delle temperature diventeranno più scivolosi e questo sarà molto importante per i piloti nel cercare di non sbinnarla e perdere tanto tempo sopra i corda. Mentre Esatto. all'interno ci sarà sì meno umidità, però già il terreno è scivoloso e quindi bisogna stare attenti comunque al terreno, al cemento che non è per niente un amico delle coperture che stanno sopra a questi kart. Esatto, esatto. Soprattutto quando è freddo. Esatto, esattamente. Diciamo che sul cemento che faccia caldo, che faccia freddo, cambia relativamente poco. Cambia perché effettivamente io ho fatto qualche gara in dei cartodromi indoor e posso dire che effettivamente dall'estate all'inverno i tempi cambiano. Ed è proprio stato provato da me personalmente che dall'estate all'inverno mi cambiavano i tempi di un secondo e mezzo. Quindi diciamo che effettivamente cambiava. Nel mentre cambio anche di posizioni con Prosecco Extra che è riuscito a passare Giardinier Academy, i Vadal Mazza Experience che è riuscito a passare i Tankery, quindi il mio team prediletto per la vittoria ha perso qualche posizione. Il team Novazzi è riuscito a recuperare la posizione sui bifolchi, anche i cartopatici stanno recuperando. Bella al buio ancora là dietro, R51 Jupiter al team in lotta invece. Quindi comunque molto molto interessante. Esatto, esatto. Intanto credo che a breve ci sarà un altro Time lapse. time lapse sicuramente, perché insomma per ora la situazione è abbastanza stabile, quindi vedremo nei cambi cosa succederà, il Esatto, cambio dei esatto. piloti. Vediamo, vediamo. Comunque siamo ancora terzo stint, si va verso il quarto. Tra poco si dovrebbe effettuare il cambio del quarto e vediamo 10 minuti teoricamente, anche meno di 10 minuti si può iniziare il cambio, però bisogna vedere, bisogna vedere. Esatto, vediamo, aspettiamo, attendiamo il trascorrere di questi minuti. Intanto vediamo la classifica che si aggiorna anche sullo schermo. Esatto, esatto. No, comunque è veramente veramente bello. Un circuito che comunque di kart conoscevo da video e da esperienze. Un circuito che è molto tecnico, sia la parte esterna che la parte interna. La rende molto interessante proprio anche questa conformazione di indoor e outdoor. Non ce ne sono tanti di kartodromi che hanno questa possibilità di fare indoor, sia indoor che outdoor. Gli altri che mi vengono in mente sono il cartodromo eh, mi sembra di Larizzada, adesso non vorrei sbagliare, adesso controllo perché Ce n'era uno che il non ricordo il VKI nome. VKI che è il Vicenza Kart Karting mi sembra, che come cartodromo sia la parte interna che esterna, adesso
vado anche a controllare, ma sono abbastanza sicuro. Infatti il VKI Vicenza Kart Indoor, che ha sia la parte interna che esterna, e ha anche una parte molto interessante il VKI, perché ha praticamente una parte sopraelevata che poi diventa un curvone in discesa molto scivoloso perché è in cemento, quindi bisogna stare molto attenti a come si segue, ed è molto interessante come pista anche quella. E poi adesso, se riesco a farmi venire poi in mente l'altro cartodromo, che è molto interessante perché sia indoor che outdoor, ve lo dico subito appena riesco a farmelo venire in mente. Sì, esatto, ce n'era uno anche che io girovagando su YouTube avevo trovato che era indoor e outdoor, però su più piani. Eh, Ovviamente non aveva, mi sembra, eh, non aveva l'asfalto, però aveva comunque il cemento ed è anche lì interessante perché comunque su più piani è particolare. Esattamente, esattamente, è assolutamente molto particolare. Adesso, se riusciamo a trovare come si chiama il circuito, ce lo facciamo vedere in mente. Però è giusto da trovare perché me lo ricordo molto bene, ma bisogna trovarlo. Comunque, piloti che ci stanno facendo divertire molto. E mi è venuto poi in mente finalmente il circuito di cui volevo parlare, che è il Lario Motorsport Cartodromo, che presenta anche lui una conformazione outdoor-indoor. Anche questo è molto interessante perché la parte outdoor, sì, tranquilla in asfalto, però la parte indoor è anche su più piani, quindi è molto interessante come, come cartodromo, secondo me. Comunque 2 ore e 37 alla fine. Ci aspettiamo tra poco un probabile time lapse. Niente, noi ci aspettiamo di tutto. Vedremo effettivamente cosa succederà. Esatto. Comunque P1 Racing supera i Giardinieri Academy, mentre Area 51 passa i Cartopatici e AR Team. Quindi molto bene, ecco che si apprestano i primi piloti a fare il cambio pilota. Come potete vedere stanno facendo cambio di kart. E anche giustamente il cambio di numeretto magnetico, perché devono passarlo al kart successivo, al compagno Esatto. successivo e anche nel kart successivo. Esatto, perché come detto i kart sono tutti preparati, adesso come spinge il kart, il pilota, sono già tutti pronti per partire. Esattamente, esattamente. Comunque, come potete vedere, guardate quanti piloti delle varie squadre che sono lì a guardare i propri compagni che stanno girando, preparando le strategie. Non è per niente semplice mettersi anche in contatto con la squadra. Alcuni sicuramente avranno le radioline, altri invece andranno a gesti. Dipende, perché comunque io mi ricordo al tempo quando io feci la mia 2 ore di endurance insieme ai miei amici con i kart, c'erano team che avevano le radioline, altri che invece se la gestivano con dei gesti, altri che invece avevano dei cartelli improvvisati per dire bots, 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 quindi è molto interessante sotto Sì, quell'aspetto. esatto, anche perché le soste degli stint sostanzialmente sono gestite interamente non dai capi squadra, ma comunque proprio dall'organizzazione degli amici del kart Triveneto, comunque del bikarting. Esatto, esatto. Quindi vediamo adesso. Vediamo, Cosa faranno vediamo. questi piloti. Esatto, esatto, vediamo perché comunque guarda là un bel sorpasso c'è stato. Bel sorpasso c'è stato in mi sembra curva 3 della parte esterna, perché effettivamente non so tutte le curve se metto la pista assieme, però se metto la pista divisa tra esterno e interno mi ricordo il numero delle curve. Quindi diciamo che bisognava solo capire effettivamente quale, quale curva è dall'esterno all'interno. Comunque adesso telecamera esterna, vediamo tutti i piloti che sono molto vicini in questa parte di gara, che si stanno apprestando a decidere anche come svolgere la strategia, quindi diciamo che bisogna vedere effettivamente come
si svolge la strategia e cosa decideranno di fare poi i piloti. Sì, esatto. Quella, la strategia è una decisione che viene presa all'interno della squadra, quindi eh, possono gestirsela come vogliono. Esattamente, esattamente. Tutto è gestibile, il bello anche di questa ecco qua, time lapse. È arrivato, vediamo fin dove ci porterà, perché non si sa, comunque come potete vedere ormai è notturna. Ah, ci porta direttamente a 16 minuti dalla fine della gara. Quindi Sì, di abbiamo colpo. 2 ore, siamo nell'ultimo stint e di colpo ci ritroviamo nell'ultima ora di gara. Come vola il tempo, hai visto? Mamma mia, è incredibile. Non mi ricordavo fosse così veloce il tempo, ma interessante. Guarda qua comunque che bella lotta che stiamo vedendo. Bella lotta che stiamo vedendo. Ci siamo persi praticamente 2 ore, come se ci fossimo addormentati e svegliati improvvisamente. Ogni tanto i colpi di sonno vengono. Sì, le endurance fanno venire colpi di sonno, eh. Quindi, bel sorpasso là che abbiamo visto. Beh, c'è Mamma anche la mia. Formula 1 che contribuisce a quello. Esatto, esatto. Vediamo la Però classifica se dipende. si riaggiorna e i Eccoli. tankeri che puntavo per la vittoria invece a quanto pare sono ottavi, quindi li ho portato male. Mi dispiace per il Mi team sa, tankeri. mi sa di sì. Però il team Novax, che era decimo fino a qualche ora fa, È adesso è salito in seconda secondo. E i posizione. Giardinieri Academy, insieme a Naccheroni, Naccheroni è sempre rimasto là davanti. Però Giardinieri Academy non era così avanti e adesso potrebbe farcela, portarsi a casa una vittoria incredibile. Comunque ancora 15 minuti, tutto può succedere. E ho visto anche Vadalmaz Experience che ha perso veramente tante posizioni, era in mezzo alla classifica. Stessa cosa P1 Racing e Belli al Buio che invece sono riusciti a recuperare nonostante i problemi delle prime ore. Quindi comunque come potete vedere le posizioni cambiano alla velocità della luce nelle gare endurance. È veramente incredibile quello che può succedere. Sì, esatto. Basta appunto, come detto, i pit stop comunque qui sono abbastanza regolari, insomma, non hai necessità di fare chissà che, quindi solo cambiare il kart. Al resto ci pensa tutto appunto l'organizzazione. Ehm, Comunque influiscono, nonostante ciò comunque influiscono perché uscire un secondo dopo, un secondo prima, entrare un secondo dopo, un secondo prima può fare la differenza. Si cerca di pareggiare questa differenza poiché appunto i pit sono gestiti dall'organizzazione, quindi questo fattore viene un po' meno e forse per alcuni aspetti è meglio così, perché comunque i piloti hanno la possibilità di basarsi sì sulla strategia, però sulle loro capacità alla fine. Esatto, esatto. Comunque adesso vediamo se la classifica si riaggiorna, però rimane così. Zero cambi di posizione per i piloti. Adesso comunque come possiamo vedere molti piloti sono andati nella zona di attesa. Non sono più così tanti piloti nella... Scusate, non ci sono più così tanti piloti di fianco alla pit lane, anche perché giustamente alcuni avranno finito lo stint anche poco tempo fa, quindi giustamente devono aspettare, cioè, e soprattutto rilassarsi un attimo. Esatto, intanto 13 minuti adesso alla fine di questa endurance, siamo quasi agli sgoccioli dopo 4 ore per i piloti, una cinquantina di minuti per noi, anzi per tutti noi che stiamo guardando e noi commentiamo voi che guardate il video. E, comunque molto molto interessante, ecco qui ancora lotte. Eh, per alcune posizioni purtroppo non riusciamo a capire. Intanto ancora cambi di posizioni per i team. No, il team dei tankeri, gli ho portato veramente sfortuna, dall'ottava che erano, adesso addirittura noni, mentre Air Team e i V-Folky sono riusciti a passarli. Un disastro, un disastro. Esatto, un disastro.
12 minuti, ora. Alla fine di questa endurance vediamo ancora i cambi di posizione come saranno per i team. Devono dare tutto quello che hanno i piloti per poter recuperare magari qualche posizione che è stata persa in altri momenti della gara. Vedremo se ce la faranno. Vedremo, vedremo. Comunque sembra proprio che i Giardinieri Academy a 12 minuti dalla fine riescano a rimanere là davanti. Vedremo effettivamente se sarà così. Però è ancora lunga. È corta, non manca tanto, ma è lunga. È tanto lunga a livello di Eh sì, endurance. sì, sì. Non sembra, ma 4 ore comunque, anche se mezz'ora ciascuno, comunque sono pesanti da fare. Non tanto per mezz'ora ciascuno, ma comunque 4 ore di gara sono pesanti. Sì, sì, assolutamente. Anche per chi non corre, cioè nel senso corre magari che sì, si fa lo stint a mezz'ora, però poi aspettare comunque quelle 2 ore per farsi un altro stint, rischi di perdere la concentrazione. Esatto, esatto, ti do assolutamente ragione. Non è per niente easy. Mentre ci apprestiamo ad arrivare al 10° minuto alla fine. E davvero può essere molto molto interessante questi ultimi 10 minuti perché può succedere davvero di tutto. Vediamo, Mentre vediamo. anche noi sentiamo le 4 ore e non le abbiamo commentate tutte. Sì, comunque le endurance sono molto difficili da commentare, come abbiamo detto, è molto molto... Per noi commentatori sono molto pesanti, per i piloti sono ancora più pesanti. Ma in realtà ti dico, da pilota le endurance io prima di farle le odio. Quando le faccio non vorrei mai che finissero. È così, è incredibile come ci sia questa comunque contraddizione che è continua. Però è proprio così, quando le fai le endurance vuoi che continuino. Prima magari ti lamenti, dici perché devo fare queste 4 ore di gara e robe del genere, però poi quando la fai non ti lamenti, anzi ti diverti un casino dall'inizio alla fine. Esatto, esatto. Soprattutto se ti piace tanto guidare, se ti piace quello che stai facendo, ti pesa comunque meno, come in tutte le cose poi alla fine. Esattamente. Tanto ancora lotte tra i piloti che stanno cercando di dare tutto in questi ultimi 9 minuti di gara, cercano di dare tutto il possibile per arrivare più avanti rispetto ai loro avversari, anche se alcuni abbastanza distanziati, ma tutto può succedere. Esatto, esatto. E infatti, infatti, E infatti vado a Mazza Experience ultimo, mentre P1 Racing è salita tantissimo. I Naccheroni, i Tanker, i Spadiluame, i Folchi, tanti team che perdono posizioni. tanti team. P1 Racing in top 3 era indietrissimo qualche ora fa. Non ce lo saremmo mai aspettati a 8 minuti sicuramente dalla fine, Esatto, esatto. anche perché escluse le ipotesi del pit stop, resta solo quella di un errore da parte del pilota del team in questione. Esatto, esatto. Vediamo, vediamo. Teniamo d'occhio questi piloti, attualmente telecamera sui box, ci fa vedere il passaggio dei piloti sulla linea del traguardo. Ancora passaggio, classifica che si
aggiorna sul tabellone che vediamo in fondo al B-karting. Adesso telecamera esterna, ora vediamo piloti che sembrano comunque che abbiano dei distacchi abbastanza elevati tra loro, quindi prevedo poche possibilità di sorpasso a meno di un errore di un avversario, insomma. Esatto, esatto. A 6 minuti dalla fine, un po' più di 6 minuti dalla fine, diciamo che le possibilità di sorpasso sono toste a meno che non si è molto vicini. Diciamo che può succedere ancora di tutto, perché può succedere un errore da parte del pilota, può succedere comunque anche un contatto tra doppiati e non, quindi diciamo che tutto può essere molto interessante. Esatto, quindi vediamo ancora. Stiamo facendo praticamente un conto alla rovescia nell'attesa di vedere chi alla fine riuscirà a vincere questa endurance, il team che riuscirà a vincere questa endurance. Intanto ci sono delle gomme che ormai hanno deciso di andare in pista anche loro, seppur non montate, sui Sì, kart. sì, sì, esattamente. Ti do ragione. Comunque, che dire, endurance che è stata comunque interessante. Eh, alcuni, soprattutto nella parte iniziale, la scelta di far, da parte degli organizzatori, di far partire i ragazzi di fascia 4, secondo me è stata una bella scelta, perché Sì, insegna tanto ai piloti, appunto, che sono partiti all'inizio, insegna tanto a imparare a gestire le fasi iniziali di gara, i contatti, le forzature sui sorpassi, e quindi poi far fare esperienza in più per ogni pilota. esatto, esatto, esatto. Ti do assolutamente ragione. Meno di 5 minuti alla fine. Un ultimo stint che ci sta regalando emozioni incredibili. Anche i piloti sicuramente stanno vivendo queste emozioni nel migliore dei modi. O nel peggiore dei modi per chi sta avendo più sfortuna e si trova magari addietro. Quindi davvero aspettiamoci di tutto e vediamo cosa succederà. Vediamo intanto ancora nessun sorpasso per ora, e forse lì, quasi. Attenzione, ha anche spostato tutte le gomme possibili e immaginabili. Abbiamo visto. Mamma mia, cosa stiamo vedendo? Di tutto e di più. La gara non è ancora finita con Giardinieri Academy ancora in testa a questa gara di 4 ore, la 4 ore del V-karting. Sono 3 minuti che l'organizzazione guarda il cronometro. Tanto i ragazzi, i piloti che non sono attualmente sui kart si stanno rilassando e chiacchierano tra loro. Come è giusto che sia. Assolutamente sì. Devono, anzi, appunto, questa endurance è fatta per far anche far socializzare questi piloti e non vederli solo come avversari, ma anche come altre persone che effettivamente poi stanno in pista, Esatto, cosa che esatto. effettivamente sono, quindi riuscire a eh, darsi consigli anche, scambiarsi qualche consiglio. Dai, Esatto. anche, ci sta anche la frecciatina sotto alcuni Esatto, ci aspetti. può Dai. stare una frecciatina, la sana rivalità che comunque fa bene a loro, a questo ambiente, rende il tutto più competitivo perché comunque ne siamo esseri umani e la competitività fa parte di noi, non ci si può fare Esatto, niente.
sprona a migliorarsi la Esatto, competitività. esatto. Esattamente. Vediamo, vediamo. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Però c'è da dire una cosa, Sì. che c'è un team che dovrebbe essere al primo posto in questo momento. Giardinieri Belli al Academy, buio. ok. Ah, i belli al buio, effettivamente. Beh, I siamo al belli... buio. effettivamente mi sembra giusto che sia così. Comunque, in realtà, belli al buio nel complesso, contando che hanno avuto la sfortuna iniziale del problema col kart, devo essere sincero, si meritano grandi applausi perché hanno fatto comunque una gara alla rimonta nel miglior modo possibile, secondo me. Quindi davvero molto molto bravi a recuperare. Non è stato semplice prendere sicuramente l'11ª posizione. Erano decimi fino a poco tempo fa, ma abbiamo visto che tanti team hanno perso posizioni. Comunque davvero bravissimi i ragazzi dei Belli al Buio che hanno fatto comunque salti mortali per recuperare più posizioni possibili. Applausi, nonostante comunque si ritrovino fuori dalla top 10, comunque si meritano gli applausi perché hanno davvero avuto tanta sfortuna all'inizio. Esatto, esatto, bravissimi. Adesso si attende. Mentre mancano 30 30 secondi. secondi. 30 secondi alla fine. Ci siamo Perché... quasi, ecco che si prepara anche la bandiera a scacchi. Attenzione perché il team Cordolo e i Tankeri hanno recuperato tante posizioni su Uh, Spandiluami, Aert e i Bifolchi. Quindi Team Tankeri alla fine non arriverà in prima posizione come avevo pronosticato 2 ore fa. Però hai comunque arginato i danni ho intanto, ha arginato i eccola. 5 danni. secondi. 4, 3, 2, 1. Ok, adesso il primo in classifica, quindi teoricamente il Giardiniere Academy appena arriveranno verrà sventolata davanti a loro la bandiera a scacchi. Vediamo effettivamente se sarà così, se saranno Giardiniere Academy davvero i primi oppure no, vediamo. Si prepara lo sbandieratore a sventolare la bandiera. È lì carichissimo, sta solo cercando di capire effettivamente dove si trova il team dei Giardinieri Academy. Non è semplice perché tra tutti questi Eccolo che piloti è difficile. si sta preparando. Eccolo qua lo sbandieratore. Ed effettivamente Giardiniere Academy a prendere la prima posizione. Complimenti, una gara pazzesca. Non hanno iniziato super davanti ma hanno fatto una gran gara. E veramente bravi. Il Team Novaz che si ritrovava qualche ora fa indietrissimo. Sono comunque arrivati secondi. Bravissimi. Anche il P1 Racing si ritrovava. A un certo punto, se non vado errato, P1 Racing era addirittura in ultima posizione. Quindi davvero complimenti ai primi 3 team, ma complimenti davvero a tutti i team che sono riusciti a portare a termine la gara con in quarta posizione Prosecco Extra, poi quinto Naccheroni, sesto Team Cordolo, settimo Tankeri, ottavo Spandiluame, nono Air Team, decimo i Bifolchi, undicesimi i Belli al Buio, dodicesimi Jupiter, tredicesimi R51, quattordicesimi Cartopatici e quindicesimo Vadalmaz Experience. Quindi davvero bravi tutti i team, bravi tutti i piloti che hanno corso qua, si sono meritati questa conclusione, questa bandiera a scacchi. Bravissimi, bravissimi tutti. Comunque fare un endurance non è facile. Bravi tutti. Ecco qua, quindi fine gara Endurance 4 Carding. Tra poco dovremmo avere la classifica ufficiale. Vediamo se qualche team è stato squalificato, perché anche questo Esatto, cosa che non abbiamo considerato in questa in classifica. questi momenti, insomma. Esatto, vediamo effettivamente com'è. Il vincitore sono i Giardinieri Academy, seguiti dal team Novaz e P1 Racing, il team da 3 piloti. Vediamo effettivamente i piloti. No, no, sono tutti a posto riguardo alle Le squalifiche, penalità. riguardo alla penalità. Non c'è nessuna penalità per i piloti. Quindi, comunque, sono riusciti a portare a termine questa gara nel migliore dei modi senza farsi squalificare. Quindi, bravi tutti. Bravi. Bravissimi, bravissimi. Vediamo. Vediamo, adesso stiamo vedendo comunque ancora in grafica i piloti. Esatto, esatto.
Adesso vediamo effettivamente se c'è ancora qualche news da vedere. Comunque, come possiamo vedere, ci sono tutti i piloti, compresi compresi i piloti, team e tutti. Davvero fantastico quello che stiamo vedendo. Aspetta, sto cercando di capire se si va oltre oppure no. Quello stavo cercando di capire. Purtroppo non ho l'accesso io. No, infatti, aspetta. Stavo zitto per farti tagliare nel Ma sì, caso. tanto tagliamo, non è un problema. Aspetta. Ricarichiamo, voglio andare avanti. Ah, ok. Che ci sono le premiazioni. Quindi eccoci qua che passiamo alle premiazioni finali. Con le varie coppe, i piloti che saliranno sul podio, li stanno chiamando in questo momento. Ecco qua il team dei P1 Racing. Happy Today? Sì, È lui? forse c'è Happy Today, scarpe gialle. Ecco qui che gli vengono consegnate le coppe. Sì, mi sembra lui comunque. Sì, sì. Nel dubbio rimarrà scarpe gialle. Ma ce n'è un altro di scarpe gialle, solo che lui ha anche la tuta, quindi dovrebbe Ah, essere lui. ok, ok, ok. Lei è un bravo osservatore. Esatto, quando voglio però. Tanto terzo posto Secondo per po'. loro. Ah, ok, stavo dicendo, il terzo posto l'hanno appena fatto. Ma comunque terzo posto. Vede. Terzo posto effettivamente per loro. Poi seguiti dal Team Novaz, che ha fatto una gran gara. Un peccato per la prima posizione persa. Però sono stati veramente bravi a recuperare dopo i problemi avuti. Quindi davvero complimentissimi. Complimenti anche a loro, intanto vediamo la consegna delle coppe. Cioè, il ragazzo che chiede gentilmente mi date una coppa, per favore. E nel Una mentre... coppa per una birra. Una coppa per una birra, esatto, non c'è altro. Attenzione, coppa diversa. Forse sarà, credo sia il caposquadra, mi viene da pensare a sto punto. Potrebbe essere effettivamente. Ed ecco qua Giardiniere Academy che si va a prendere la prima posizione. Complimentissimi. Guarda, comunque grande spirito sportivo tra tutti i team, tutti molto contenti, come possiamo vedere. Comunque davvero, davvero bravi. Tutti bravissimi, bravissimi. Soprattutto anche i primi classificati, secondo me, se lo sono davvero tanto meritato, anche per il fatto che erano proprio in tre. I terzi, intendi? Sì. C'è stata un attimo una gaffa. Ha detto i primi classificati, in realtà erano i terzi classificati che sono in tre. Quindi, comunque, sì, effettivamente c'è da Sì, dire esatto, veramente. esatto. Sì, durante la grafica di prima mi sono un attimo perso, ero rimasto con i primi. Comunque bravissimi comunque. No, no, i Fare primi. La un Giard- endurance in tre. Esatto, comunque il Giardiniere Academy in realtà sono arrivati i primi ed erano in quattro. Ecco qui quindi comunque che possiamo chiudere il video. Ringrazio davvero Daniele Gianfagna per avermi accompagnato. Grazie a te Tommaso per avermi permesso di essere qui. Ringrazio i ragazzi degli Amici del Kart Veneto per averci fatto divertire con questa incredibile gara e ringrazio ovviamente tutto il team di montaggio che ha fatto un gran lavoro sotto questo aspetto, sotto questa fantastica gara di 4 ore. E E soprattutto ringraziamo anche i ragazzi di RT che stanno facendo un gran lavoro e ovviamente noi commentatori di RT e di Amici del ringraziamoci da Carnete. soli. Grazie Tommaso. Mi ringrazio a me stesso e ringrazio Daniele. Grazie. E a questo punto vi possiamo augurare una buona notte e ci vediamo alla prossima gara degli Amici del Kart Veneto. Arrivederci! Ciao.